Francine. Oh, ringraziati, Carlandria, ad accogliermi in un vostro programma oggi di chi oggi ha per tema l'orto. Avete già zappato l'orto, ai tutti? Yeah! Beh, continuiamo a zappare. Allora, qual è che vuole andare a fare? Un teatro con Pedro. Allora, andate subito nel vostro attello che vi aspetta. E qual è che voleva un canto con Fanù? Andate subito, ziti. E qual è che da fare cucina con me? Scappate tutti voi, andate, che siete aspettati. E qua, nostra fabricuccia può aprire le porte ai nostri amici. Saluto Zidé! Saluto, beh, allora, siamo pronti a zappare l'orto, amica? Ah, qui siamo pronti per zappare, inventare, improvvisare, che abbiamo una bella squadra di cani. Allora, mi presenti? Allora, oggi abbiamo Marine, Calandria, Cassandra e per compiere abbiamo Leon. Un nostro canterino. Allora, dimmi appena, hai sempre due parole in agacetto, amica? È sicura, parole che come sempre ci ruerà a ficca in la nostra storia e sci di burro. Marcato. Sumina. No. Avilena. E per compie a salute. A salute. Vabbè. Allora, Pedro, giustamente, parlando di l'orto, chi sono i legumi che vi piacciono a voi? Fagiolini, pomate, civole, pomi, ranetti, meloni. E i legumi mi piacciono un po' quelli, ma frutta sì. Ehi, mi non proteggiamo di badecche. Pare di tutto una badecca. Dici, chi dicono non i frutti e i legumi di regola? Chi dicono? Chi ci vuole mangiare 5 giorni. Ma c'è di noi un problema di pesticidi. I pesticidi. Vuol dire per adopera la parola Milena? Quando cibo su chi siamo in qua bene, i nostri piatti da gerti. Ma sono d'accordo con te, come quella famosa firma. Allora, hai un'idea, Francine, di ciò che non puoi muovere? Sente, la so, forse che più puoi di giusto appunto sul messaggio di che c'è troppo pesticidi nei legumi, per un detto io poco famo spesa dove la roba naturale. Qui sappiamo che la roba è sempre una. Allora, chi puoi muovere di te? Potremmo fare una pubblicità per la salute. È vero. Ma all'uso scherzoso, no? Ma sai ciò che già fa perché chi sento già cantare qua là. Vado da lasciare i vostri costumi e un tanto buona cantare per la Gufanu e dopo orto e spero droit belli ruoli. A dopo, Zidé! A dopo, Francine! Allez, saluto a tutti! Saluto, Francine! Saluto, Fanu! Vabbè? Vabbè, e tu? Ça va. Chi ne pensi di queste giucchette oggi? Sono veramente magnifiche. Allora, mi presenti? Allora, abbiamo Maria Stella, Lisandrina, Livia Maria e Letizia. Ecco, mai presentati i canterini e ora mi puoi che canzone hai scelto per loro? Allora, mi pare che io dia un tema di l'orto. Dunque, mi viene in mente una magnifica canzone di Patrizia Gattagega che si chiama L'orto in Mina. Boh, la conosco anche io questa canzone. La conosci? Beh, bella sicura. Allora, ci puoi cantare? Allora, appena c'è con voi. T'accompagno. Il lutto imina, quanto li gulari e poi quanto l'odori, il loro tu imina. E questa? E questo? Allora, che è il programma oggi? Allora, come sempre, mi scopre la nostra canzone, mi parla di melodia, mi parla di ritmo. E poi dopo avere che mi scopre belle voci di linee e ci hanno cantato nella nostra fabricuccia. E come sempre. Allora, parlavi di melodia. Mi pare che in questa canzone cambiessi. Allora, come in ogni canzone c'è una strofa e un ribiglio. E la strofa è appena sfarente, quella appena è alta e ci va a lavorare appena. Allora, c'è qualcosa di appena più complicato, diremo. Vado da lasciare lavorare non sta su punto e io vado a scappare a farmi appena di cucina che i mosideli mi aspettano. Lavorare de a dopo. Saluto, Zideli. Salute. Oh, che piace oggi di cucinare con gli amici. Allora, Zideli, oggi
per udemma il lortu ha scelto di vabivare a stelle di gibolla e di iede. Chi so è iede? Un legume. Ah, bravo, di un legume. Allora, prima lasciatemi presentare i nostri amici cucinari. Abbiamo con noi Francesca, Lisandrina, Paolo Ia e Marcantò. Ah, salute Marcantò. Bravi, Giucchetti. Allora, per cominciare, vi propongo di accendere subito un nostro forno. Perché chi dopo ci tocca cuocere tutti gli ingredienti. Ecco, forno acceso. Allora, Zidi, vi propongo di vedere la sosola. Allez, diamo insieme? Yeah. Ci vediamo dunque gli ingredienti. Dunque, per bastelle, cipolle e biede. Chi c'è? C'è. Una botte di biede. E due sono iede qui? Qui. Ah, bravo, ecco le nostre iede. E poi, dopo... 200 grammi di formaggio di bacon. Eccolo qui, il formaggio, iede qui. È già pronto. 2 cipolle. 2 cipolle. Ci sono qui le cipolle, Lisandrina? Sì. In due sono le cipolle? Sì. Eccole qui, brava. E poi chi ci vuole? Una basta vrola. In due a bastavrola. Eccola qui, bravo, Zidi. E poi? Sale e pepe. Che di usare, che di bevo. Bravo. E poi? Uno. Eccolo qui. Allora, prima ci toccherà a mettere a cuocere e iede, perché chi è più lungo, e poi di noi a tagliare le nostre cipolle. E per cuocere e iede chi ce la mette, Francesca? Ce la mette l'acqua. Ce la mette l'acqua e poi di noi programma so? Minuderia. Brava. Allora, mentre voi fate tutta questa preparazione, io vi propongo di andare a trovare un nostro agricoltore, Jean-Luc Geronimi, da parte di Galeria in Naoca di un Marzolino, che ci fa vedere come si acconciano se cipolle e isisco. A te, Jean-Luc, salute! Oggi vi porto in Naoca di un Marzolino accanto a Galeria. Jean-Luc Geronimi, un nostro amico produttore, ci dice tutto un'anta cipolla isisco e quella in moida. Ma Jean-Luc, la cipolla è un frutto come la pomata? Allora, la cipolla non è mica come la pomata, le cipolle sono legumi. Ce n'è parecchie varietà, come le pomate, e ho scelto di mettere 2 varietà di cipolle corse. Quella in moida, la rosa, e quella isisco, la gialla, che è una cipolla che è assai più dolce e sono 2 varietà che tu puoi buone da dicembre a marzo. Le cipolle hanno bisogno di sole, ma mica quanto le pomate e non hanno mica bisogno di troppa acqua. Quando si sa che è madura? La cipolla si sa che è madura quando è a boigogli di parecchia maniera. La cipolla è più complicato che la pomata per questo. Non si travaglia mica, si fa la barella, posta che lei non si tocca più, ma quando è sempre fresca, la cipolla è moida, per esempio io la voglio assai fresca. E dopo la poi lascia ingrussare e la poi va secca per tenere parecchie settimane, come la cipolla esisco. La cipolla fa assai bene, ma la cipolla esisco più poco che l'altra. A ringraziati, Jean-Luc. Osidi, ora le nostre iede sono cotte, c'ho la cacciale, fatemi vedere gusti. E gaccio subito, così belle, che profume. E iede sono già cotte, eccole qui. Ha giù messo a cuocere l'olio all'uva e le cipolle. E chi ce la fa, Lisandrina? Tu la corale, altrimenti si vanno rouge in furia. Bravissima. Ecco, dopo ci toccherà a mettere un nostro misto in bulidialo. Dunque, e iede, a cipolla e ugaggio. Che non è molto scrasa con una vorcina. Brava. E io vi lascio fare tutto su misto e in un frattempo di denunda, aiutando a fare spia alla tele e teatro, bolliere e giochi all'ivageno. A dopo. Ciao, strasaluda, 5 legumi e frutti per giorno. Ma se tu la TV, in dove fate il vostro mercato. Di orta si pianta rubare. Pesticidi, roba mica naturale. Bon, e dopo andiamo a trovare sfarenti produttori e compieremo il produttore che vende a roba buona. Allora, monsieur Boudmadone, è roba buona ciò che ho detto. Sicuro, domandate a un mio amico che compra sempre da me. È più che buono. È buonissimo. Una gamba. Roba buona. Più che buono. Ci comprendo. Bravo, bravo. Allora, ricominciamo. La nostra pubblicità, un nostro produttore e un nostro cliente.
Però strasaludaci in cui legumi e frutti per giorno. Ma figlia te bene, in due fate il vostro mercato. Chi di ortaggi si piatta rubaccia. Pesticidi, roba mica naturale. Allora, monsieur Bonmadone, è roba buona ciò che ho detto? Sicuro, domande, c'è un amico che compra sempre in de me. È più che buono. È buonissimo. La gamba, roba una gigante. Continuiamo a scasare la vorcina, il gaggio. Chi ce la fa, Alessandrina? Ce la mette e li uso bizzico di sale. Bravo, allora lo metto subito, così Francesca può continuare a mischiare. Hop. Eccolo qui, uso il bizzico di sale. Ah, wow, idea. Dunque, si mette a sale per chi fa? Ce la condisce lo summizio, altrimenti è lazzo. Hai ragione. Chi vuole dire se lazzo? Vuole dire che è un senza gusto. Dunque noi non vogliamo mica cucinare senza gusto, zii. Allora, ora vi propongo di tagliare l'otto dierti in dessa basta la Francesca mi va già appena in piazza per piacere. Ecco, allora, Marc-Antoine, ben qui, taglio da va bere come si taglia. O metti qui, o dierti si va così qua a forma, vedi? E poi dopo ne va un altro accanto, a te. A po' di forte, gira la penna così. Dunque, dopo una volta che tutto è tagliato, ci volerà a mettere la nostra preparazione dentro. Shh, wow. Sentite che cantano accanto. Aiutando a fare spia a bordo, non dite nulla. Come li cantano, quanto di mina, quanto li gulari, e poi quanto l'odori, in l'orto di mina. Bravo, ribiamo tutti insieme? 3, 4, in l'orto di mina, poi quanto li gulari, e poi quanto l'odori, in l'orto di mina. Bravi. Allora, ora che abbiamo il nostro ribilio, a madrauiare un tastro, vas idee accordi? Sì? Allora, io faccio le frasi e voi cantate. Iberi brumatici, muscana son giua, i gambani so triccioli, c'avemo da campa, si dice da ubrasco non ta più alle t'arriva. Si dice da ubrasco non ta più alta riva. Abbasparemo frutti di libiusauridi. Abbasparemo frutti di libiusauridi. Allora, ci contiamo. I veri plumatici, muscala son giua, i gaboni so triccioli, c'eremo da campa. Si dice da ubrasco non ta più alta riva, abbasparemo frutti di libiusauridi. Come li cantano accanto? Allora, come va a Marc-Antoine? Ce la mette in dei gerci di basta vrola. Ce la mette donc a sua preparazione. Allora, guardate, la metto qui. Ecco. Ma giù da va bene, dopo due ore di oi. Un altro qui. Allora, guardate, più l'altro dier, lo metto sopra. E usargo. Allora, a te, Marc-Antoine. Tu di nuovo vuoi aiutare, Paoluia? Allora, tu mi e poi dopo che tu la rafa. Alessandrina, che tu la rafa una volta che dici sottiosi? Ci le rapituri con noi. E come di abiturillo, Paoluia? Con l'aiuto di un pinello di cugino. In due è un pinello. Bravo. Ecco, guardate me così. Tu la ramette lì appena due. Ecco. Allora, sapete così ciò che va? È tempo di metterlo a cuoce. E da mettere tutto qui a cuoce. E in un frattempo vi propongo di andare alla nostra gara giornalista Lucia che si trova oggi in Deawale di Zisco e così potremo vedere in due di Grecia non si bolle. A te, cara Lucia. E di Francine, so dei giorni che a Gibolla e torna da nascere in Sisco.
Chi piace cagiaudu di girondula in stawale spudi gadiuga bigurs. Questo di geno e baisoli, pare nuvoli. Franca di tutti i paesi ci dovremmo qui. Awa, accanto stu juelu di l'arte romanico bizano. San Miguel. Da qui posso soprana tutto il mare di regni. Ma c'è tanto da scoprire in Sisco. Città di Vinda Foresta e cascherede nanta una villetta unica in Corsica. Piade un cammino e biridroade a ube d'una valla d'ora medievale oppure una casa d'ora di Dijon. E sapete, ci sono anche gli americani qui. Infine, i palazzi detti degli americani. Sti corsi esiliati per lo più in America Sudana o di genovesi. Ma mi ne passo in San Martino, che a Manueta che c'era un tesoro. Ogni pochi d'oggetti o bani che sarebbero quelli di bettisanti della cristianità. Ma ti temudo che mi pare che affaccano i pirati a ridroarci. Grazie cara Lucia, ci arriva a scoprire un luogo magnifico. Allora, vedete, è il nostro castello di le soccotte, andiamo a cacciare le uvorno. E ora di baspa un nostro travaglio. Allora, aiuta a mettere in un piatto, guardate così belle. Ed hai visto? Grazie a lui, lui l'ha dato uso colore. Qui. E allora, ce n'è dunque 4, una per uomo. Ecco, ora un ci ferma più che paspa, così di piade uno strumento di gusti e vedete pia una stella. Allez, paspala. Ecco, tu e Lisandrina ti biwadoia. Ti ringrazio. Allez, pia doia. Attenti, un biruggiade, così. Ci undi, Francesca? Yeah. Allora, è tempo di paspa. Paspa de messa a stella. Allora, è buono il vostro lavoro? Sa buono se ci bolesisco? Bravi. Allora, mi gaccio un scuzzale. Ma c'è calmo. E io è caldo, ci la mangia piano. Così di, botro a Pedro e usate lui teatro. Adiava appena e gomeia. State qui, che dopo dobbiamo fare il nostro ritrato. Abede, grazie. Mi, Francine, che scrive? Allora, chi ne siamo? Allora, abbiamo un boghi, Sì. Dunque, vogliamo fare un nostro messaggio per la salute, come una pubblicità, dice. E dopo andiamo a trovare un produttore per bere un po' di roba che li vende. Posso giocare con voi? Sicuro, aspettiamo qui. Allora, Allì. andiamo. Per la vostra salute, di qui frutti e legumi per giorno. Iema, figurate bene, in due fate il vostro mercato. Di orta ci si piatta rubaccia. Pesticidi, roba amica naturale. Allora, monsieur Bonadone, è roba buona ciò che ho detto. Sicuro, domandate a un mio amico che compra tutti in me. È più che buono. È buonissimo. Una gampa. Roba gigante. Mi pare che vi campate. Posso fare anche un suo ruolo? A me mi piace di fare ruoli così. Sicuro, mostraci, Francine. Allora, bocca a paspa prima. Salute, produttore. Una bella garotta. È buona. Sa garotta. È buonissima. Un incanto. Bon, Didi, mi pare che qui abbiamo un bel esempio. Allora, continuiamo. Allora, abbiamo un altro produttore. Vi dice che su produttore vende certi frutti e legumi meravigliosi. Allez, buongiorno, monsieur. Fagiolo Buongiorno, monsieur Fagiolo-Ross. Che avete a nanta al vostro banco? Allora, certi frutti sono miracoli. Volevi a 3 kg di fagioli rossi. Fagiolo rosso io. Allora, 3 kg di fagioli turchini. Quanto faccio? Allora, 3 kg di fagioli turchini, 50 euro il chilo, 50 più 50, 100, 100 più 50, 150 euro. Non, vous ci pidi pas americani o chi? Pare tutto un americano.
Vabbè. Allora, così di. Si urla mica abbiamo qui, capito che abbiamo a roba a rubaccia e che abbiamo di noi a roba gara. Ma di dove viene sta roba così cara? Secondo me bene da lontano, eh? Viene da Perù. Vedi, non da che un trasporto. È normale, eh? Di bere a quando è troppo caro e a quando è rubaccia. A quando è rubato? A quando è carissima. Ale. Allora, che ci vorrebbe a fare? Ci vorrebbe a fare roba nostrale, no? Ci vorrebbe a zappare, a suminare i nostri legumi e i nostri frutti. Ie. Che ne idee, zidi? Di una iaona, no? Di sicuro. Allora, ma integra tutto questo in un nostro messaggio. Andate di là. Volete mangiare bene? Volete mangiare nostrale? Volete schizare rubato? Non volete mica pagare troppo caro? Allora fate l'orto e senza pesticidi. Ecco. E dopo? Mangiate nostrale. Vai burro. Mangiate nostrale. Mangiate roba naturale. Mangiate roba naturale. E tastate la nostra roba. Tastate la nostra roba. Allora, adastemmo sta roba mica. Ale, adastemo. Awa che buona, awa, che sappiamo che di roba nostrale. Ma sei sicuro, Beo? Ah, Non siamo mica da avvelenare. No, di scema. E io vi lascio va. Ah? Ma papa. E papa. Ma di un problema. Ma lì siete tutta avvelenati. Ah, no, le mangio mica. Bon, osite, e io voglio da lasciare via da. Va a nous e me io permetto di andare a cantare. Ci ritroviamo per il nostro ritrato. Ah, dopo, Francine. Fanno so qui, un'amica che vede a spia e rentra a discuginare, ma mi barano appena. Basta, se oggi. Cantiamo appena più forte. Cantiamo più forte se tu vuoi. Allora, ci scendiamo appena, piamo forza, mangiamo legumi. Travagliamo, sai, a nostra strova. Yeah? Eh? Allora. Allora, canta burgu noi, così l'aiuta a queste idee. Allora, cantiamo idee. 3, 4. I beri brumatici muscana zangiua, i gambani sottricciuliccia e muda gampa. Si dice da un brasco non t'è più alta riva, a pasparemo frutti di più sauriti. Beh, ci siamo. Ci siamo, Boh. bella sicura. Allora, che continuiamo a lavorare. Questi delle che cantano così bene, sono sicuro che le fanno la musica in casa. Così le fa da musica in casa. E io sono di violino al conservatorio. Di violino, ecco un bello strumento, violino. Ma tagliamo una affare, Maria Stella, se tu suoni violino, impari forse il solfeggio. Beh, Yeah? È difficile. È un bello coso per imparare la musica. Yeah, sono d'accordo. Allora, E tu, Lisandrina? e io faccio nulla. Non fai nulla. Manco sotto da uscio, non canti mica. Io un po'. Un po', tutto il mondo fa qui, eh? cioè che tu ti metti appena a cantare. Faccio bravo di cantare. E poi, di luce. Io faccio piano al conservatorio di no. Brava. E io di no sono di piano. Buon. Chi sapete suonare come musica? Musica Olivaretti. classica. La musica classica. Ma noi più ne facciamo mica musica classica. Noi ci campiamo, ci vediamo, cantiamo l'orto, cantiamo tutto ciò che è bauletta, ma mica classica. Bon, a me mi pare che con giovane musicante così Yeah, sono in capacità di cantarci una canzone. yeah, perché mica? Qual è chi vuole cantare una canzone? Cosa cantate in casa? Cosa cantate? Compagnie. Campaniero? La conosci? Yeah. Ah, suona, la compagna. Una Maniera di cantare la storia, una maniera di far con il yoga. Per te, compagnero, si alza una mano di fraternità. Ora che abbiamo scoperto queste belle voci, possiamo continuare a cantare. Yeah. Ci diamo una strofa per compie e ti vibro bongo di cantare tutti insieme. Siamo accordi? Cantiamo? Allez, andiamo. Maria Stella, cantiamo, In lisa verdi pani si regala lì, ognuno saremo primi, speriamo per 100 anni. I muschi cantarini sentono spambana, quando il sole scompila il loro tuina. I muschi canterini sentono spampana
quando sole spampina l'orto di Mina. Ci abbiamo tornato a un ribilio. Yeah. L'orto di Mina, oh quanto regolare, e poi quanto l'odori, l'orto di Mina, l'orto di Mina, oh quanto regolare, e poi quanto l'odori, l'orto di Mina. Che bella canzone, mi avete dato a rama di mangiare qualche legumi. Allora, un nostro laboratorio ha dato a porte berrogli, ma prima andiamo a ritrovare a Pedro e tutti gli amici per farsi un ritratto. No? Volete mica un bello ricordo di noi tutti insieme? Allora, venite, Allora, andiamo a ritrattarci. Allora, siete pronti per un nostro selfie? Pedro, e fanno di noi? Allora, andiamo.